Chi ascolta la mia parola e crede a chi mi ha inviato. Le candele accese in mano, la bara chiara coperta di rose bianche, c'è il silenzio, il dolore, ma anche la gratitudine per la vita di Alessio Nicolas Popa e gremita la chiesa ortodossa di Loreggia per l'addio al 21enne che viveva con la famiglia a San Michele delle Badesse, frazione di Borgoricco, morto tragicamente lunedì mentre con gli amici festeggiava la Pasquetta in contrapria ad Arsiero dopo essere scivolato nel tardo pomeriggio nelle gelide acque del torrente Astico. A dirgli addio c'erano la mamma, il papà, la sorella, il compagno della mamma, c'erano soprattutto tanti amici che hanno voluto ricordare il bene seminato da Alessio Nicolas. Ognuno di noi ti ha conosciuto in modo diverso, chi di più e chi di meno, ma tutti abbiamo visto la stessa cosa, eri una persona speciale. Anche chi non ti conosceva da tantissimo tempo ha capito subito quanto eri importante, sempre disponibile, gentile, uno su cui si poteva contare, un vero amico, un vero fratello. Al termine della funzione, dopo la benedizione e il saluto nel piazzale, gli amici avevano le rose bianche quasi a proteggere Alessio Nicolas, affidato ai palloncini bianchi fatti volare in cielo. Alessio Nicolas riposerà nel cimitero di San Michele delle Badesse.